L'arte dei piccoli luoghi di culto racconta il desiderio dell'uomo di trovare spazi di ristoro per l'anima e spazi di unione e di condivisione. Il presente documentario vuole dare un contributo alla conoscenza di questi spazi, individuati in alcune chiesette campestri della nostra zona, dove si celano affreschi e dipinti di epoche passate. L'undicesimo secolo rappresenta anche in Friuli la rinascita economica, politica e culturale dopo le numerose e devastanti incursioni ungare del Novecento. In tutta Europa, dopo il 1000 e nei secoli successivi, si diffonde un nuovo sistema di valori che coinvolge tutta la sfera dell'umano, fortemente intriso di un profondo senso del sacro. In questo clima, sotto il segno del cristianesimo, si sviluppa l'età romanica. Anche in Friuli si ripristinano antiche chiese sorte in epoca longobarda. La chiesetta di San Giovanni a Cormons, posta ai piedi del Monte Quarin, ebbe un'antica origine, fatta costruire dal patriarca Fortunato nel VII secolo, quando il patriarcato d'Aquileia fu trasferito a Cormons, prese il nome di basilica. Successivamente, nella seconda metà del Trecento, fu ricostruita in stile romanico, con un'unica navata longitudinale, con un arco a tutto sesto affrescato che la divideva dal presbiterio a pianta quadrata. Negli ultimi anni del Quattrocento la chiesetta subì un rifacimento secondo canoni gotici. L'arco venne ristrutturato a sesto acuto e così pure l'abside nelle forme e nelle dimensioni che ancora oggi si possono vedere. L'abside venne dipinta nel 1498, l'affresco della Madonna in trono è del 1540. Sul muro a sinistra, prima dell'abside, venne affrescata l'immagine della Trinità, sovrapposta a quella di Santa Lucia del 300. Sull'altare maggiore vi era una pala raffigurante San Giovanni con Sant'Adalberto che teneva in mano una chiesa e San Nicolò. Nel 1670 la chiesa presentava ancora 3 altari, il maggiore dedicato a San Giovanni con la pala del 1551 di Girolamo Ridolfi, a sinistra quello della Santissima Trinità e a destra l'altare di Santa Lucia. In seguito al terremoto del 1976, l'abside è andata in rovina.
La Sovrintendenza ai Beni Culturali ha ristrutturato tra il 1980 e il 1990 la volta dell'abside. L'affresco di Santa Lucia è stato riportato alla luce, dopo aver staccato quello della Trinità, che ora si trova sulla parete a destra. Nel 1996 la chiesetta è stata riaperta e riconsacrata al culto e da allora viene officiata la messa nel giorno della Natività di San Giovanni e nel giorno di Santa Lucia. La chiesa di Santa Maria, chiamata comunemente chiesa di Santa Pollonia, è situata in un'antica zona di Cormons, in località Povia, alle pendici del Monte Quarin, lungo la strada che porta a Brazzano. L'architettura attuale di questa chiesa fa supporre che la sua costruzione sia avvenuta nel XIV secolo, ma secondo alcuni studiosi la sua fondazione risalirebbe molto addietro e sarebbe stata l'antica pieve di Cormons, sorta nei pressi di un insediamento romano. È inserita anch'essa, come la chiesa di San Giovanni, in una centa, un sistema difensivo costituito dalle case del borgo, costruite in forma più o meno circolare, addossate una all'altra, formando un perimetro di difesa attorno alla chiesa. A Cormons si possono trovare altri esempi di centa, ad esempio la centa di Sant'Adalberto. Nel 1448 la chiesa venne ampliata, o comunque venne aperta una finestra quadrata in facciata. Al suo interno sono presenti, sull'arco santo, affreschi del Cinquecento, secondo uno schema che si ritrova anche in altre chiesette dell'epoca. In alto il Padre Eterno, nella fascia centrale l'Annunciazione, in basso coppie di santi. All'interno dell'arco sono dipinte con vivace realismo alcune figure di martiri, tra cui spicca Santa Pollonia. Nel 1570 la chiesa era dotata di 3 altari, di cui il maggiore era consacrato ed era abbellito con una statua della Madonna con il Bambino, scultura lignea datata 1489, scolpita da Domenico da Tolmezzo ed ora custodita nel Museo del Duomo. Secondo la tradizione, il 9 febbraio, giorno in cui si festeggia Santa Pollonia, la chiesa viene aperta ai fedeli per celebrare una messa serale, seguita poi da un incontro conviviale. Anche la chiesetta di Santa Maria, o popolarmente di Santa Pollonia, è da considerare un bene d'arte della comunità cormonese, per l'antichità del manufatto, le cui origini risalgono all'Alto Medioevo, e dei suoi dipinti, e da sempre anche luogo di venerazione e di preghiera.
La chiesa della Beata Vergine del Soccorso viene popolarmente chiamata Chiesa di Sant'Anna. È costruita in bella vista, quasi alla sommità del Monte Quarin, sotto le vestigia dell'antico castello, sulla strada che porta alla cima, e per questo viene denominata anche Madonna di Monte. Dall'alto della sua posizione si può ammirare tutto il paesaggio collinare circostante, costellato di campi e di vigneti, fino all'orizzonte, dove, in lontananza, nelle giornate serene, si può scorgere la laguna di Grado. La prima citazione di questa chiesa è contenuta in un documento del 21 settembre 1638 in relazione al primo matrimonio in essa celebrato. La chiesa fu edificata nel 1636 dall'allora parroco di Cormons, barone Luca del Mestri, nelle adiacenze della sua abitazione. La chiesa andava a prendere il posto di quella di San Pietro, demolita nel 1525 assieme al castello. Con un successivo atto del 1655, il barone Luca del Mestri fece cessione della chiesa e degli stabili che ne facevano parte ai padri domenicani di Farra. L'atto siglato tra il del Mestri e i domenicani però non fu mai portato al patriarca e quindi non ebbe seguito. All'esterno la chiesa è stata modificata. Un tempo, dinanzi all'edificio, si trovava un grande porticato fino al 1889, quando, per un cedimento, venne demolito. Questo porticato, secondo un progetto mai realizzato, avrebbe dovuto unire la chiesa ad un eventuale convento dei domenicani. La chiesa della Beata Vergine del Soccorso si rifà al manierismo veneto e in facciata si articola in modo simmetrico su 3 registri orizzontali. Nel primo registro il portale rettangolare con timpano e ai lati 2 finestre. Nel registro sovrastante 2 nicchie sopra le finestre e al centro un cartiglio con un'iscrizione in cui si legge la data di edificazione, 1636. Nel terzo registro le 3 finestre riproducono le aperture della base. Il timpano dentellato conclude la sommità. L'interno della chiesa appare semplice e lineare, di pregio è l'altare in legno, risalente alla prima metà del XVII secolo. Ai lati le statue di San Gioacchino e di Sant'Anna con la Madonna Bambina. Oggi le 2 statue rimosse sono custodite all'interno del museo. Sul lato destro dell'aula è collocato un altare che riproduce quello maggiore, dove è posta un'opera recente del cormonese Braida che raffigura il Cristo della Divina Misericordia. Ai lati del presbiterio sono poste 2 lapidi, una a sinistra, in memoria del barone Luca del Mestri, deceduto nel 1657, a destra
in memoria del barone Giovanni Del Mestri, deceduto nel 1875. In mezzo alla navata, sul pavimento della chiesa, è posta la pietra tombale che chiude la cripta, dove sono sepolti il fondatore ed altri 42 componenti della famiglia Del Mestri. Sul retro, adiacente alla chiesa, il robusto campanile con un'entrata solo esterna presenta una cella campanaria con bifore e al di sopra un tamburo ottagonale. La chiesa di San Quirino, posta in mezzo alla campagna, ha avuto una notevole valenza storica, in quanto il 27 gennaio del 1202 al suo interno si firmò un importante trattato di pace tra il patriarca di Aquileia, Pellegrino II, e il conte di Gorizia, Engelberto III, alla presenza di diversi conti di Carinzia e del Tirolo. Nel Medioevo questa chiesa ebbe grande rilevanza, in quanto pare che in essa fino al 1314 si officiasse la solenne cerimonia per l'investitura dei cavalieri. Degna di menzione è l'investitura di cavaliere data dal conte di Gorizia Enrico II a Renzo di Castelnuovo e a Goffrido di Gotenigo. Della chiesa, che è stata più volte ricostruita, oggi non rimangono che i muri perimetrali. Durante la Prima Guerra Mondiale, tra queste mura è probabile che venissero celebrate delle messe da campo prima delle battaglie sull'Isonzo. Tra le 22 chiese dedicate a San Mauro, edificate nel periodo carolingio, IX secolo, in Friuli, Guglielmo Biasutti, nel suo libro La lunga fine dei Longobardi in Friuli, cita proprio la chiesa di San Mauro a Cormons. Tale chiesa è situata su un poggio tra la chiesa della Madonna del Soccorso e la Subida, e nominata in un atto del 1338 per la compravendita di una vigna.
Dalla visita dell'abate di Moggio nel 1570 e da quella del patriarca Francesco Barbaro nel 1593, sappiamo che era una chiesa sussidiaria alla parrocchiale di Sant'Adalberto. Proprietari della chiesa di San Mauro furono i Del Mestri, come si evince anche da un testamento del 1658 del barone Giovito Del Mestri, e tuttora la chiesa è di loro proprietà. All'interno la chiesa presenta un'aula rettangolare a cui è annessa l'abside a pianta quadrata. Il pavimento è in mattonelle in cotto, il soffitto a tavelle bicolore a vista. Un arco divide l'aula dall'abside, coperta a crociera. Ai lati del portale si trovano due finestre ogivali. In alto un campanile a vela con monofora. La chiesa dello Sposalizio della Vergine si trova nella parte vecchia di Cormons, nel palazzo della famiglia dei conti del Mestri Weiz. È popolarmente conosciuta come chiesa di San Giuseppe. Fu costruita nella seconda metà del Settecento dal conte Giuseppe del Mestri. La facciata è ben delineata dalle lesene laterali. Presenta sopra la porta una grande finestra con inferriate ed è coronata da un frontone con al centro un oculo. Sulla casa adiacente si trova un piccolo campanile a vela con una monofora per la campana. All'interno l'altare in marmo raffigura lo sposalizio della Vergine. Chiesa del Santissimo Crocifisso in località Subida. La prima pietra fu posta il 26 agosto 1597, in seguito alle prodigiose gocce di sudore che sgorgavano da un crocifisso che si trovava in un'ancona posta sulla strada. La cronaca parrocchiale riporta la descrizione di guarigioni miracolose accadute in presenza del crocifisso. Giobbia, qual fu il 23 luglio 1597, fu visto da Josefo Bombar una giosa sora al naso del Santissimo Crocifisso, qual col dito la levò, e vide subito sorgere un'altra. La fama del prodigio si sparse e subito accaddero fatti prodigiosi. Valentino Strazzolino da Cividale riacquistò l'uso di una gamba paralizzata. Leonardo Fuvalen di Alessio, abitante a Udine, venuto con grande sforzo con 2 stampelle, ritornò a casa, lasciando le stampelle sotto il Cristo della Subida. L'edificio sorge in posizione panoramica ed isolata, in località Subida. È preceduto da un portico con 3 pilastri. La facciata presenta sopra il portico un semplice rosone diviso in 12 raggi, sovrastato da un ampio campanile a vela con bifora. L'interno, molto sobrio, conserva un altare in marmo in stile barocco veneziano, realizzato nel 1705 da Pasquale Lazzarini.
Originariamente la chiesa era dedicata alla Madonna della Subida, ma dai documenti della visita pastorale del 9 aprile 1753 del primo arcivescovo di Gorizia, Carlo Michele d'Attems, si evince che la chiesa venne dedicata al Santissimo Crocifisso e l'anniversario della dedicazione si celebra la domenica seguente la festività dell'Assunta. Rimane solo il ricordo della chiesa di Sant'Antonio. Un tempo era incorporata alla villa appartenente alla famiglia del Mestri, poi fu ereditata dalla famiglia Cumano Perusini e quindi ceduta alla Banca del Friuli. Era stata costruita nel 1659 in stile barocco dal reverendissimo Stefano del Mestri, come recita la lapide in suo onore. L'altare in marmo bianco e nero era dedicato a Sant'Antonio di Padova. Il giorno 11 maggio 1958 fu celebrata l'ultima messa da Don Giuseppe Trevisan. Quindi fu rimossa la pietra con la reliquia prima dell'inizio dei lavori di demolizione. La conservazione e la tutela dei monumenti di rilevanza storico, culturale e artistica oggi più che mai sono oggetto di interesse. Con questo documentario, che presenta in modo amatoriale una rivisitazione visiva delle antiche chiesette del territorio di Cormons, desideriamo dare un contributo perché questo patrimonio artistico, culturale e religioso locale che ci viene dal passato continui ad essere tutelato, conosciuto, con studi sempre più approfonditi e valorizzato.